A volte bisogna passare per la porta stretta per capire le cose così come sono. Io ho fatto una cura monoclonale, devo ringraziare il reparto di Vittorio Veneto, sono stati meravigliosi. In ogni caso io il vaccino lo farò. Hanno provocato un vero terremoto le parole che il leader del movimento Norimberga 2, Lorenzo Damiano, dall'ospedale di Vittorio Veneto ha consegnato alla nostra emittente. Parole che hanno assunto una risonanza nazionale, quelle contenute nei video che l'ormai ex attivista Novax, guarito dal Covid, ci ha inviato e che gli hanno procurato una pioggia di insulti sui social e nel web. Tanto da parte di chi nel vaccino non crede e scrive ad esempio: se ti vaccini vuol dire che tutto quello che hai fatto fino a ieri lo stai regalando a Satana, quanto da parte dei vaccinati che fanno il conto dei costi sostenuti dal servizio sanitario per curarlo con gli anticorpi monoclonali e gli fanno sapere che in un mondo normale quantomeno gli arriverebbe la fattura a casa. Ma dalla direzione dell'ULSS 2 arriva invece un grazie a Damiano. Io lo ringrazio perché l'avvocato Damiano è una persona onesta e io apprezzo sempre l'onestà intellettuale delle persone. Lui aveva una sua idea e quindi era corretto che l'avesse. Poi purtroppo questa sua idea ha cozzato con il Covid-19 e lui è stato uno dei soggetti purtroppo colpiti, mi dispiace, però mi pare che adesso si stia riprendendo, ha capito che il Covid-19 esiste e che la vaccinazione ci aiuta a difenderci dal Covid-19. Quindi, come direbbero i francesi, chapeau. Ora Damiano, dice Benazzi, potrebbe diventare un testimonial della vaccinazione. Sono convinto di questo, anche perché credo che ha provato sulla sua pelle, sul suo corpo, la forza di questo maledetto virus e ha capito che solo vaccinandoci si può uscire tranquillamente senza andare in ospedale. Politicamente Damiano ha però incassato in queste ore la netta presa di distanze da parte di chi fino a ieri era al suo fianco. Sia a livello personale sia come rappresentanti di Ancora Italia ci dissociamo totalmente dalle sue recenti affermazioni, annuncia sui social Davis Bonaldo, organizzatore delle manifestazioni No Green Pass in Sinistra Piave e in lista con lui alle recenti amministrative di Conegliano. Lo stesso vale per Gloria Callarelli, sua capolista. Le dichiarazioni di Lorenzo Damiano sono sue personali ed esprimono il suo personale sentire in questo momento evidentemente distante dal nostro.